Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com e ben ritrovati in questo nuovo appuntamento con un nuovo video, con un nuovo, quante volte sto dicendo nuovo, non fa niente. Andiamo a vederci questa partita giocata con Tal al lato dei bianchi e con i neri il grande Vasyukov. Chi non conosce il grande Vasyukov? Andiamo a vedere com'è andata la partita. E4 apre Tal, C6, difesa Karoken, lo so che viene in mente Dragon Ball, è la prima cosa che viene in mente sulla parola Kaioken, Karoken. D5, D4, cattura, vado veloce perché sono le mosse iniziali, cavallo D7, cavallo F3, cavallo in G va in F6, ora c'è un bel cavalluccio sotto che giustamente va in G3, in modo tale che questi cavalli sono molto forti, occupano e controllano queste caselle e alla prossima si svilupperà l'alfiere e il re e è in una botte di ferro. E 6 alfiere D3, perché l'alfiere non è stato sviluppato su C4, poiché sarebbe andato a sbattere contro questa piccola catena di pedoni. Il nero decide subito di creare pressione al centro con C5. Prima di fare un qualsiasi altro tipo di mossa come C3 o altre cose, Tal dice: ma sai cosa ti dico, io arrocco e chi mi ammazza più a me? Ed è corretta, ed è una mossa corretta, poiché ora, a seguito della cattura, semplicemente cavallo per D4. Attenzione, c'è un cavallo sospeso, potrebbero esserci tatticismi? No, perché in effetti tutti gli altri pezzi del bianco sono assolutamente controllati, quindi con un solo pezzo sospeso non è possibile realizzare tatticismi. Alfiere C5 incrementando la pressione su questo cavallo e adesso Tal ci sorprende. Normalmente qui si gioca C3, e a seguito del cambio questo pedone va in D4 e si gioca col pedone isolato, che ricordo che non è sempre una debolezza, dipende dalle situazioni e dipende da come ogni giocatore si ritrova meglio a giocare. Se è un giocatore dinamico il pedone isolato va benissimo, se è un giocatore posizionale forse un po' meno. Oppure altra mossa che viene giocata qui è cavallo B3, minacciando subito questo alfiere. C'è da dire che forse il cavallo qui non è la sua migliore posizione, ecco un motivo per cui Tal decide di posizionarlo in F3, forse crede che il cavallo sia più offensivo in questa zona. Arrocco corto da parte del nero e ora, prima di sviluppare l'alfiere camposcuro da qualche parte, Tal decide di giocare donna E2, con l'idea probabilmente in futuro di creare una bella batteria e andare ad attaccare su H7. Il nero è anche in una posizione da migliorare, dunque B6, con ovviamente la voglia di giocare l'alfiere in B7 e completare il proprio sviluppo. È il turno ora di mettere in comunicazione le proprie torri. In che modo? Togliendo l'alfiere camposcuro che va in F4. Oh yeah, ora queste due torri sono connesse fra di loro. Alfiere B7, anche il nero finisce di sviluppare l'ultimo pezzo leggero e adesso torre in A va in D1. La torre si posiziona su un'ottima colonna con un bellissimo attacco a raggi X sulla donna. In che modo il nero decide di pararsi da questo super attacco a raggi X, poiché ci sono due pezzi davanti, con cavallo D5. Cavallo D5 chiude la colonna, mette il cavallo in un bel avamposto, anche se è facilmente rimovibile il cavallo da lì, ma allo stesso tempo attacca anche il nostro bel alfieretto che si dovrà spostare o barra si dovrà difendere. L'alfiere va in G5 dove minaccia la donna. Perché ovviamente non si può giocare F6? Perché altrimenti cade il punto E6 con veramente disastro da parte del nero. Quindi su alfiere G5 il nero gioca donna C7. Ora guardiamo un attimino questi pezzi, è una cosa incredibile. Io penso che Tal abbia la capacità di portare, volendo o no, sempre i suoi pezzi contro il re avversario. Guarda come puntano contro il re avversario questi pezzi, questi cavalli, questi alfieri, questa donna, mentre i pezzi dell'avversario invece sono tutti sull'ala di donna. E questa è una grande è significativa per noi. Intanto adesso Tal gioca cavallo H5 sia in futuro per sacrificarlo su G7 sia per evitare entrate di cavallo su F6 sia per evitare entrate di cavallo su F4. Re in H8, il nero dice io innanzitutto inizio a togliere il mio re, poi magari in futuro faccio una roba di questo tipo, non si sa mai. Alfiere E4
F6. Ora sì che si può giocare F6, perché? Perché questo alfiere ha chiuso la possibilità della donna di catturare su E6. L'alfiere si ritira in H4, alfiere di 6. Si è creata una bella batteria di donne alfiere sul punto H2 e adesso C4. Attenzione, attenzione, qui c'è un tatticismo, non so se riesci a vederlo, perché se il nero decide di spostare il cavallo, seguimi, alfiere per alfiere, donna per alfiere, questo alfiere rimane scoperto e potrà essere catturato dalla torre. E ora, doppia inchiodatura. Ok, tu ora mi stai inchiodando questo cavallo che non si può togliere poiché c'è dietro la torre, mi stai minacciando di catturare il cavallo col pedone, ma non me lo puoi catturare col pedone perché adesso c'è l'alfiere che è sulla stessa diagonale della donna. E quando la posizione si complica entriamo in territorio tallesco. Esiste questo termine, lo inventiamo noi oggi. Cavallo per G7, re per G7. E ora in che modo continueresti l'attacco? Ti lascio 10 secondi per pensarci. E la mossa corretta è cavallo in D4. Yeah, il cavallo in D4 minaccia il punto E6 dove si minaccia un bellissimo attacco triplo e ovviamente libera la diagonale alla donna per andare subito all'attacco. Piccola precisazione, qualcuno mi dice non dire lasciami 10 secondi per pensare, è troppo tempo. Ti insegno un trucco: se tu fai doppio clic verso destra la parte del video, il video ti va avanti 10 secondi, quindi salti questi 10 secondi. Cavallo C5 da parte del nero che va a controllare ovviamente quel punto importantissimo. Donna G4 scacco, il re va in H8 e adesso ovviamente la donna aveva fatto un doppio attacco sul re e ovviamente su E6. È il momento di catturare E6, cambio, cambio, cambio. La situazione non è delle migliori, qui c'è sempre l'inchiodatura, però questa volta c'è dietro la torre, quindi non è così forte come quando c'era dietro la donna, però adesso c'è torre in A va in E8, la torre si piazza su questa bellissima diagonale, scusami, su questa bellissima colonna. Ora la donna si sposta catturando il pezzo, ma il nero ha calcolato che con alfiere per H2, scacco, il re si deve spostare, donna F4 c'è un attacco doppio, quindi il pezzo se lo riprende, poiché la donna ora minaccia sia H4 che allo stesso tempo E4 con la collaborazione e il supporto della torre. Adesso, questo è più difficile, ti lascio altri 10 secondi di tempo per pensare dove il bianco può mettere la propria donna. La mossa corretta è donna in H5, lasciando totalmente in presa il proprio alfiere. E ora questo alfiere può essere catturato sia di torre che di donna. In partita viene catturato di donna. Vediamo cosa succede se si cattura di torre. Cattura di torre. Torre in D7 con minaccia di matto e a seguito della cattura della donna di questo alfiere c'è semplicemente torre, scacco, il re si sposta, donna G6, scacco matto. Dunque viene catturato di donna. A seguito della cattura di donna, torre in F va in E1. Qui il nero decide di ritirarsi in G6, ma vediamo che cosa sarebbe accaduto sulla cattura di torre. Quindi il nero ora si prende le due torri in cambio della donna, ma perde un alfiere. Non solo perde un alfiere, ci ritroviamo in una situazione in cui ora le due torri sono scordinate fra di loro, i pezzi del nero sono scordinati fra di loro, cercando di difendere questo punto il più possibile. Adesso donna D5 minacciando la torre, le due torri si incolonnano, donna D7, questa donna controlla le due torri perfettamente e a seguito per esempio di una mossa di questo tipo non andrebbe bene poiché c'è il sacrificio su F6, scacco e a seguito della cattura il bianco si ritroverebbe in assoluto vantaggio. Motivo per cui la donna del nero va in G6. Tal decide di accettare volontariamente questo cambio. Adesso alfiere per F6, ovviamente non si può catturare questo alfiere
pena si perde la torre. Scacco, il re va in G8, cambiamo tutto e ci ritroviamo in questa situazione. Il bianco ha 2 pedoncini in più, ora ne ha uno solo, ma su torre di 7 il nero abbandona. Perché abbandona? Perché la supremazia di questa torre è incredibile. E mi dirai, ma l'alfiere può papparsi il pedone. Vabbè, noi ci pappiamo quell'altro. Il problema non è tanto il pedone in più che ha il bianco, è proprio l'attività di questa torre, che è fortissima, che non permetterà mai al re nero di superare la settima traversa. Ovvio, la presenza degli alfieri di colore contrario, cioè un alfiere camposcuro e un alfiere campochiaro, aumenta le possibilità di patta, ma questa attività di questa torre è così importante che fece lasciare la partita al nero. Io so che molti di voi odiano il fatto che negli scacchi si possa abbandonare, ma io vi sfido a continuare una partita ad un certo livello con un pezzo, 2 pezzi sotto, 2 pedoni in meno sul finale, una posizione assolutamente passiva, ed è veramente una perdita di tempo. Cioè magari giocare ancora per un'ora e mezza una partita che è già finita un'ora e mezza fa, io la vedo come una perdita di tempo, e probabilmente anche le persone che abbandonano. Ovvio che in una partita di questo tipo, al mio livello, se io giocassi col nero la continuerei, perché probabilmente il mio avversario farà la cavolata, ma se parliamo ad alti livelli è difficile che un giocatore ad alti livelli sbagli un tipo di finale come questo, va bene? Quindi ragazzi, spero che anche il video di oggi vi sia piaciuto, io vi auguro una buona giornata, noi ci vediamo domani sempre con un nuovo video, e come al solito vi lascio la possibilità di likeare, commentare e iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Ciao! E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!